ragazzi a tutti dal commentatore veneziano, ragazzi, da grande tornare pay per view, torniamo nella modalità carriera. Allora, Real King Regal, Cesaro, Jack Swagger sono delle spine nel fianco per me ultimamente. Posso entrare su di te con il mio partner tag? No. Scusami, ma io i tag team non li faccio, oddio. Big Show o Sheamus? Sheamus. Ammazza però. Entrata. No. E andiamo ragazzi qua. Andiamo su match pesantini, Veneziano, la stella emergente della National, della World Wrestling Entertainment. È contro un campione del mondo, ragazzi, contro una bestia. Sheamus, veneziano, vediamo se il Come riesce veramente a essere un fenomeno anche con avversari di questo livello. È qua che il Kuma deve dimostrare di essere un grande. Big Boot. Con Big Show non mi sono fidato, ragazzi, perché è una montagna. Sarebbe forse qualche chancina in più ce l'ho. Oh, veneziano è partito veramente alla grande. Adesso veneziano ha 80 di abilità, quindi non è più una pippa. Attenzione, il Kumentone sta giocando, sta veramente in maniera devastante. Mamma mia, the best Kuma in the West. C'è anche il comeback, ragazzi. Comeback. E Sheamus non mi ha ancora toccato, è ancora a 0 di percentuale, qualcosa che non ha senso. Ecco, invece il Kuma schiva anche questa. Il Kuma come è partito. Il Kuma è frenetico, il Kuma non si capisce più niente, ragazzi. Il Kuma sta veramente massacrando chiunque. Era chiaro. Attenzione, Sheamus lo butta giù. Aia. Ragazzi, è arrivato anche Sheamus. Il Kuma schiva. Eccolo qua, bravo Kuma. E vai su porco. E ancora la camminata della vita. Prova un archeio il Kuma. Vuole tentare un archeio. Però grandissimo Kuma. Mossa finale sbagliata. Non ci credo, poteva essere veramente una martellata in faccia a Sheamus. Questa può costarmi. Attenzione, archeio su Sheamus. Miei signori, ma chi è questo veneziano? Ma chi è questo Kuma? Questo Kuma è devastante. Attenzione, prova le 5. Attenzione, Sheamus. Bye Sheamus veramente devastato. C'è il comeback però Sheamus anche lui ha il comeback. 1, 2. Si è salvato col comeback, chiaramente. Ma ce l'ho anch'io, devo ancora usarlo. Ragazzi, queste mosse veramente veneziano, massacri. Queste sono le mosse, ragazzi. Prova lo schieramento. 1. Si salva Sheamus. Forse ho sbagliato qua, l'ho fatto recuperare un po', ma va bene. Saranno epici questi match. Sheamus. Attenzione, Sheamus. Calma, Kuma. Sheamus è morto. Sheamus è massacrato. Attenzione il Kuma gorilla. La gorilla Kumenda. La Kumenda gorilla. Grandissimo, bene. Grandissimo Kuma. Calciotto. Bravissimo Kuma. Se riesco a fare un'altra. Attenzione, bellissima anche questa, anche da qua per così la gorilla Preslam. Ciao ragazzi, Sheamus è stato umiliato. Attenzione, ancora archeio e voglio fare una seconda per fire. Voglio massacrare il piccolo Sheamus. È piccolo in confronti di veneziano. Mamma mia. No, me l'ha parata. No, è 5 pura. Ragazzi, è 5 pura. Una delle più pure, ragazzi. Non può salvarci ancora. 1, 2. Silenzio. Veneziano massacra Sheamus. Veneziano ha letteralmente massacrato un campione del mondo.
Sono sconvolto, ragazzi. Il Cume ha fatto una cosa senza un senso logique, come piace dire a veneziano. Merdace. Grande. Straordinaria, beh. Ok. William Regal è ferito dopo un pestaggio 2 contro 1. Godo. Non me ne frega un cazzo, dica, devo pensare ai miei match, con tutto rispetto, cioè non sono un coglionazzo, tu hai fatto la tua storia, se lo farò io la mia. Adesso forse diventerò cattivo, non lo so, vediamo. Vediamo cosa mi dice Hell. Allora, ok. Siamo qui vicino a SmackDown. Non ho organizzato niente, vai. Dark match. Vabbè. Andiamo contro di lui. Contro Curtis Axel. Beh, sulla carta dovrei massacrarlo, visto che ho massacrato il piccolo Sheamus. Un Cume così veramente non me l'aspettavo contro il celtico Sheamus. Ciao. Questa deve essere una formalità, ragazzi. Ecco. Non sottovalutiamo gli avversari. Non sottovalutiamo. Vai veneziano. Boom boom. Il Cume è boom boom. Bravo Cume. Dai, Cume bravissimo. Il talento di veneziano, ragazzi. Eccolo qua, il talento. Il talentissimo Cume. Aia. Come massacrare un uomo. Bravo Cume. Spam un po', ragazzi, perché contro Axel secondo me non c'è problema, è difficile che me ne possa parlare tanto. Comunque grande match sto proprio contro Sheamus, è là che ho dimostrato che posso andare tranquillamente a SmackDown. Ero ok, proprio Axel non esiste già più. E ciao di Archeo. Vai Cume. Vai Cume. Vai Cume. E 5 servita. Bye bye. Molto vicino, devo buttare. Ecco, bravo Cume. 1, 2. Non si cura. Si è salvato sto figlio di una mignotta. Aia. Axel ritorna. Ma addirittura la paro, non c'è storia. Ancora parata di Axel. Axel si è svegliato adesso. Aia. Ancora Axel, il Cume è un po' in difficoltà adesso. Non bisogna sottovalutare. Ancora Axel, fiori. Concentration allora. Concentration. Parata del Cume. Meno male che ho immagazzinato totalmente tanto male all'inizio, ragazzi, che non può recuperare, dai. Para ancora Axel. E vai ancora, fiori. Il massacro continua. Il massacro continua. Bravissimo. Boh, lo fa volare, lo fa addirittura volare così. Dai che andiamo a chiuderla. Vediamo se posso già chiuderla così. 1, 2. No, ha bisogno, vuole proprio l'inculata finale. Vai di Archeo. Dai, alzati. Ecco, qua ho esagerato. Archeo. Non serve neanche esultare, ragazzi, perché ripeto, soprattutto così Sheamus non potevo perdere. Però se anche se ha avuto un ritorno di fiamma, comunque cioè, non sottovalutare, cioè, non posso mai abbassare la guardia. Grande. Grande Cume. E si va a chiudere con 1, 2 e 3. Buonissimo. Raga, un saluto dal Cume, non è veneziano. Alla prossima. Ciao!